Assessore, si riparte con il Carnevale 2019, un carnevale che avrà soprattutto uno spirito diffuso. Come sempre e sempre cercando di migliorarci. Infatti quest'anno si aggiunge una cosa importante nella terraferma, che è per la prima volta dopo 19 anni il carnevale, i carri a Campalto. Poi chiaramente abbiamo il Mestre Carnival Street Show, che vedrà delle sorprese, perché anche quest'anno avremo un volo dell'asino diverso. E poi ricordiamo tutto ciò che riguarda Carnevale nelle, diciamo, città di Venezia, perché abbiamo una grandissima e partecipatissima sfilata di carri a Marghera il sabato grasso, quella di Campalto domenica e la 52esima edizione del Carnevale dei Ragazzi a Zellarino, sempre di sfilata di carri. Ricordiamo sempre che, visto l'afflusso, sarà importante rispettare le regole di decoro nella città e ascoltare quelli che sono i nostri buoni consigli, cioè di fare in modo di distribuirsi anche per gli itinerari che non sono i più noti, anche perché il carnevale sarà diffuso anche nella città d'acqua. Quindi a tutti un buon carnevale ed enjoy Respect Venezia. Siete pronti per far partire la macchina organizzativa del Carnevale 2019, sempre una grande avventura. Sì, la macchina naturalmente è partita il giorno delle ceneri del 2018, ovviamente, perché il carnevale è talmente impegnativo che si lavora tutto l'anno per questo. È una grande responsabilità che Vela condivide con molti altri soggetti e che l'amministrazione comunale vuole sempre più spingere in una logica di promozione diffusa, in una logica di promozione di qualità. Da parte nostra credo che questo sforzo vada nella giusta direzione. Il carnevale di quest'anno, come è noto, ha anche un tocco di attualità con la tematica legata a 50 anni dello sbarco sulla Luna, perché vogliamo anche un po' uscire da questa logica un po' del Settecento, che un po' nel mondo si pensa che il Carnevale di Venezia sia solo quello. In realtà il Carnevale di Venezia è una realtà assolutamente attuale, che ogni anno sa rigenerarsi. È una grande macchina organizzativa, effettivamente, con decine e decine di persone che ci lavorano, ma che, come è noto, coinvolge anche tutta la città e tutto il territorio. È una grande locomotiva di promozione economica io credo, per tutta l'Italia, mi permetto di dire, assieme agli amici di Viareggio, con i quali collaboriamo peraltro, ma il carnevale è assolutamente irrinunciabile. Studi del passato hanno stimato in svariate decine di milioni di euro l'indotto economico, ma già l'indotto diretto da parte nostra, il coinvolgimento di decine e decine di persone, di aziende, dimostrano la sua grande potenzialità. Quindi ovviamente per scaramanzia non diciamo nulla, ma siamo pronti e speriamo di offrire come sempre alla città, all'Italia e al mondo uno spettacolo degno della nostra grande storia di Venezia. Direttore del Carnevale 2019, un carnevale quest'anno che ha scelto un tema molto ma molto particolare. Sì, certo, quest'anno il tema è la Luna, un omaggio ai 50 anni dell'allunaggio di nastro dell'Apollo 11, ma poi la Luna, tanti immaginari intorno alla Luna, partendo da Barone di Moncausi, Giulio Verne, i film di fantascienza da Star Trek, Star Wars. Oltretutto quest'anno credo che sia anche il 40° anniversario del Carnevale moderno. Non vorrei sbagliarmi, ma quindi abbiamo anche questo anniversario, oltre i 500 anni di Leonardo naturalmente. Un carnevale che si presenta anche quest'anno ricco di appuntamenti, non solo nel centro storico di Venezia, ma anche nel territorio metropolitano. Questo è un po' lo spirito nuovo che si è cercato di portare. Sì, dal mio primo carnevale abbiamo cominciato con il carnevale metropolitano, che mi sembra che stia diventando sempre più grosso e sempre più impegnativo e ricco di eventi molto belli anche, e quest'anno cercheremo di fare anche uno scambio tra quello che succede a Mestre e quello che succederà a Venezia. 2 voli dell'Angelo, che è un po' la novità di quest'anno, e sempre una sorpresa per quanto riguarda il volo dell'Aquila con Renzo Rosso, che torna a Venezia da suggeritore protagonista. Esattamente, i voli dell'Angelo, il volo dell'Angelo classico, il volo dell'Angelo guerriero, di cui si è parlato tanto sui giornali, e poi il volo dell'Aquila, che nei prossimi giorni annunceremo. Certo, una sorpresa di diesel di Renzo Rosso come al solito, sarà una sorpresa piacevole.
Ogni anno l'invito del direttore è quello di vestirsi da carnevale, lo facciamo anche quest'anno. Mi spiace di non essere in costume oggi, ma è importante. Proprio ieri ho sentito, mi hanno chiamato da Radio Lombardia, dove raccontavano di questo treno che sta organizzando l'FS con la Regione Lombardia e Veneto, che partirà da Milano e arriverà a Venezia, e sembra che chiedono a tutti quelli che salgono e prendono questo treno di essere in costume, quindi comincia a muoversi un po' tutto.